in collaborazione con Ascotrade, luce e gas, energia dalle nostre mani. Le Foci del Sile, una bricola, benvenuti in un altro appuntamento con Agricoltura Veneta. Come avete certamente capito parliamo di pesca e di acquacultura. Perché ne parliamo? Perché in questi giorni stanno partendo i rimborsi per i danni del maltempo del 2017, ma non è l'unica novità. Siamo qui anche per vedere come sta evolvendo questo settore, se sta andando bene, se accusa la crisi. Poi, visto che siamo verso la stagione estiva, quanto la stagione estiva, quanto il turismo può incentivare ulteriormente questo settore, come sappiamo è fatto di tanta fatica e anche di tanta passione. Siamo con Antonio Gottardo, buongiorno, Lega Cooperative. Allora, come sta andando intanto questo settore e soprattutto questi danni verranno rimborsati? Beh, innanzitutto il settore sta con luci e ombre, sta crescendo, si sta professionalizzando e sta acquistando anche una capacità di entrare sui mercati diversa rispetto agli anni passati. Per quanto riguarda la tragedia del Vaia, anche il settore pesca ha chiesto al tavolo della commissione consultiva regionale di poter beneficiare di questi finanziamenti perché ci sono stati dei danni diretti e indiretti a causa di questa tempesta. È uscito un bando, la scadenza è il 10 luglio, le nostre imprese, quelle che sono state colpite, si stanno attrezzando per fare la richiesta dei danni subiti. Questo per quanto riguarda il 2018, ma 2017 so che dovrebbero essere già arrivati i primi soldini. Vi è anche il bando che si riferisce al 2017, in effetti ci sono stati anche lì dei danni su alcuni impianti a mare nella zona di Pellestrina e in altre zone del Veneto, anche quello è un bando aperto e anche su quello le imprese si stanno attrezzando per fare la richiesta di finanziamenti. Ecco, come sta cambiando l'imprenditore ittico in questa zona? Deve diventare un imprenditore multidisciplinare, deve differenziare la propria attività, deve imparare, lo sta già facendo a fare una concentrazione del prodotto. Abbiamo dei casi di eccellenza, ci sono delle situazioni in forte evoluzione, siamo fiduciosi e anche fieri come settore di aver portato alcuni casi di eccellenza ormai a un livello nazionale e internazionale. Allora andremo a vedere questi casi di eccellenza subito dopo i titoli. Dalle OP che combattono l'abusivismo alla coltivazione e raccolta regolamentata dei molluschi in mare aperto. Il presente del settore ittico in Laguna Nord di Venezia che puntano al pescatori di domani come sentinella ecologica ma anche guida turistica di mare e fiumi. Reti vuote e pesci già morti, questa è la situazione denunciata dai pescatori della Foce del Sile, colpa delle intense piogge primaverili che avrebbero dilavato i campi appena fertilizzati, portando i concimi asfissianti al mare. Non solo tenuta agricola, ma polo attrattivo per cultura e turismo ecosostenibile. L'esperienza del gruppo Generali nel settore primario con la tenuta di Ca' Corniani, acquistata nel 1851 per rafforzare le garanzie dei propri assicurati. Le ciliegie in serra non solo per difenderle da fenomeni estremi e imprevisti, ma per avere frutti maturi in anticipo. A Castagnaro, nel Veronese, l'idea di un 19enne già sperimentata con successo negli Stati Uniti. Dal sacco di Canevo alla sporta di Scartossi, con Gianni Marini rivediamo due oggetti del quotidiano nella casa contadina. Le fibre grossolane della canapa che diventano un robusto sacco mille usi e l'indimenticabile borsa per la spesa fatta del fogliame che nel mais protegge le pannocchie. Antonio Gottardo, dove siamo qui? Siamo all'interno di una barca che fa la pesca dei fasolari, in termine tecnico Calistachione, e siamo nella zona di Cavallino Treporti. Ecco, giusto per capire, qui com'è cambiato? Ci sono delle OP, c'è un'organizzazione diversa rispetto a qualche anno fa? Qui c'è l'evoluzione, c'è la novità e c'è anche la nuova distribuzione, la nuova organizzazione dei pescatori. Esistono due OP nel Veneto, l'OP Bivalvia Veneto e l'OP Fasolari, che riescono ad avere il controllo, la gestione e anche attraverso l'OP la commercializzazione del prodotto sia della Camelea galina, la vongola di mare, sia del Calistacchione, il fasolaro. Ecco, adesso noi ci spostiamo, andiamo a trovare direttamente uno dei pescatori. Buongiorno, nel particolare Michele Soncin, OP i fasolari, giusto? Com'è cambiata la sua vita e il suo lavoro da quando c'è l'OP?
Beh, è cambiata perché c'è una gestione migliore, un raggruppamento di tutti i pescatori dei 3 consorzi. Io faccio parte del consorzio P Fasolari, che raggruppa il compartimento di Chioggia, Venezia e Marano Monfalcone, Marano Lagunare e Grado. È cambiato perché non ci facciamo più concorrenza fra pescatori, è cambiato perché facciamo una pesca sostenibile, è cambiato perché gestiamo il prodotto, lo portiamo su zone dove non ci sono di ripopolamento e attuiamo anche un prezzo decente e discreto per noi pescatori, insomma, questo. Ecco, l'organizzazione ha, cancellato l'abusivismo? Ha cancellato? No, sì, non ci sono più concorrenze, di conseguenza non c'è più abusivismo, non ci facciamo concorrenza fra pescatori, non cerchiamo di fare i furbi fra di noi, diciamo, siamo tutti consorziati e quindi siamo tutti controllati, diciamo. Ecco, cosa ci guadagna anche l'ambiente? Perché poi mi pare di capire voi pescate in relazione alla richiesta. Noi peschiamo solo sul venduto, cioè noi abbiamo le richieste, alla sera il nostro consorzio prende sulle le richieste, il venduto, suddivide le quote a tutti i pescatori, se c'è meno richiesta alcune barche rimangono a casa, più richiesta usciamo tutte le barche, in questo modo non prendiamo più prodotto che poi va gettato. Grazie della testimonianza, adesso noi ci fermiamo per le notizie dell'agricoltura e poi proseguiremo in questo viaggio sulla pesca veneta. Parte a luglio un intenso programma formativo di Veneto Agricoltura rivolto ai consulenti che operano o che intendono operare nell'ambito della misura 2 del PSR Servizi di consulenza alle aziende agricole e più in generale ai tecnici, consulenti, ricercatori, operatori del sistema della conoscenza del settore primario. Questo è solo un primo inizio di un'attività realizzata nell'ambito del PSR 2014-2020 che proseguirà fino a dicembre 2022 su diverse tematiche e modalità formative. Si inizia lunedì 1 luglio presso la sede di Agripolis a Legnaro, Padova, con 8 ore sulla vendita diretta, per proseguire poi martedì 2 luglio con una lezione su un applicativo per il bilancio aziendale. Il clima pazzo fa salire alle stelle i prezzi della frutta e allora la coltiviamo in serra. Questa l'idea messa in pratica da Elia Fedrigo nella tenuta di proprietà familiare a Castagnaro in provincia di Verona. A 19 anni ha deciso di replicare nei suoi 1,5 ettari di ciliegi la coltivazione già attiva da anni negli Stati Uniti. L'idea vincente è della Michigan State University, e cioè di coltivare le ciliegie in serra non solo per difenderle da fenomeni estremi ed imprevisti come le gelate primaverili di quest'anno, ma anche per avere frutti maturi in anticipo battendo sui tempi la concorrenza. La Giunta regionale del Veneto ha approvato in prima istanza 2 provvedimenti nell'ambito dell'attuazione del PSR 2014-2020. Il primo provvedimento ha attivato 26,2 milioni di euro per bandi di finanziamento a sostegno sia del settore agricolo e agroalimentare che del settore forestale. Il secondo con lo stanziamento di 8 milioni di euro a sostegno di 4 aree interne: l'Unione Montana Agordina, l'Unione Montana Comelico, l'Unione Montana Spettabile Reggenza dei 7 comuni e il contratto di foce Delta del Po. La VEPA sarà organismo pagatore su più regioni o province autonome, come previsto nel riordino dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura. Ad approvare la variazione è la prima commissione del Consiglio regionale del Veneto. Nella scorsa seduta è stato anche approvato ad ampia maggioranza il parere sul progetto di promozione del cicloturismo e l'istituzione del logo Venice Bike Lanes. Approvato infine il progetto di legge a sostegno e promozione della coltivazione e della filiera agroindustriale della canna passativa. Antonio Gottardo, pesca di questa mattina di che settore? Pesca artigianale, un settore strategico per l'economia veneta, tra l'altro anche la Regione Veneto con l'assessore Panna sta puntando alla valorizzazione del settore della pesca tradizionale, c'è una forte presenza di pescatori professionali nella costa veneta, un livello di professionalità molto alta, anche di competenza, e soprattutto rappresentano una diversificazione produttiva importante per la nostra regione. Cioè questa è una piccola pesca ma molto sensibile del territorio. Molto sensibile, molto legata alle culture del territorio, ha un bassissimo impatto ambientale come livello di produzione, pochissimi consumi, dispersione
di inquinanti, sostanze inquinanti, e quindi una pesca davvero che tende a valorizzare quello che è l'ambiente marino sottocosta. Allora adesso andiamo a sentire direttamente il protagonista, uno dei protagonisti di questa pesca, ovvero Mirko Berton. Buongiorno. Buongiorno. Tanto com'è andata stamattina? Sì, questa mattina insomma con 1 chilometro di reti calate alla sera e tirate su al mattino abbiamo preso 7-8 kg di soglio. Ci fa vedere un po' il prodotto, perché so che questo è un prodotto che è ambito dai ristoranti, perché poi voi siete delle sentinelle dell'ecosistema, per cui, come dire, il prodotto guardate qua. È anche bello, diciamo, una bella sogliola, sono poche, ma qualche canocchia in mezzo proprio. Ci fa un po' il punto della situazione del nostro mare, del nostro Adriatico, della nostra foce del Sile, dove andate insomma voi a pescare. Come sta andando i cambiamenti climatici, il maltempo? Sicuramente i cambiamenti climatici questi ultimi anni noi ci accorgiamo molto che il pesce manca sempre di più. Quest'anno è stato poi in particolare quel mese di maggio proprio piovoso, che erano parecchi anni, io non ho ricordi di un maggio così, e ci ha molto penalizzato. Infatti abbiamo trovato anche seppie morte nelle nasse circa 15 giorni fa, per tutte le acque piovane che buttano fuori, che butta fuori il Sile qui, e le canocchie sono sparite. Io pesco anche con le nasse a canocchie, proprio mai viste così poche canocchie. Ringraziamo il presidente dei pescatori del Cavallino. Adesso noi ci fermiamo, vediamo un servizio dedicato alla Generali, la compagnia di assicurazione che insomma tutti conoscete, perché ha un settore che è dedicato all'agricoltura, quindi Generali Agricola. A Caorle un'iniziativa davvero particolare e soprattutto un punto della situazione visto dal punto di vista delle assicurazioni. Potremmo definirlo l'esempio di come alla fine sia il mondo agricolo quello che offre maggiori garanzie. È Ca' Corniani, centro rurale circondato da un territorio di circa 1770 ettari di origine lagunare, situato a nord di Caorle e compreso tra la sponda destra del fiume Livenza e il ramo morto del Livenza, canale Briand. Dal 1851 è proprietà delle assicurazioni Generali, acquistato con il preciso scopo di rafforzare la garanzia patrimoniale dei propri assicurati. Fino ai primi anni dell'Ottocento era una vasta palude malarica che necessitava di significativi interventi di bonifica. A dare il via ai lavori di canalizzazione delle acque e alla costruzione del nuovo impianto idrovoro fu nel 1879 Daniele Francesconi, segretario della direzione veneta della compagnia. Ca' Corniani rappresenta storicamente il primo esempio di bonifica integrale realizzata su iniziativa privata nelle paludi venete. Inaugurata nel 1880, a soli 25 anni dall'acquisto della vecchia valle, le assicurazioni Generali introdussero nel territorio del loro bonificato la coltura del vino e costruirono accanto agli alloggi una moderna cantina, recentemente ristrutturata, diventando così modello di impresa agricola condotta direttamente in economia e contraddistinta da un'attività diversificata. Oggi, accanto all'attività secolare, la holding agroalimentare di Generali vuole affiancare quella turistica esperienziale, con percorsi in natura che si intersecano con installazioni artistiche in un territorio unico nel suo genere. Era importante mettere insieme molti elementi, non solo l'agricoltura tecnologicamente avanzata, ma anche la possibilità di aprire alla popolazione, alla gente, l'azienda. Da qui l'idea delle soglie, che sono gli accessi alla proprietà. Su queste soglie abbiamo messo le opere d'arte. Le opere d'arte devono essere visitate, l'azienda deve essere vista, da qui le piste ciclabili. Le piste ciclabili devono essere contornate da qualcosa di bello, da qui le strisce di impollinazione per il ripopolamento delle api. E da qui le biciclette, la ciclostazione che abbiamo preparato per consentire alle persone che arrivano qui anche in automobile di poter prendere una bicicletta e passare una giornata meravigliosa nell'azienda. Una compagnia assicurativa che investe in agricoltura, abbinandola alla cultura che innesca il turismo. Una filiera che però deve avere il sostegno della politica. L'agricoltura necessita di molta attenzione. L'Italia secondo me è un paese molto vocato all'agricoltura per la biodiversità che il nostro paese ha, e da questo punto di vista riteniamo che sia importante portare sempre molta attenzione ai nostri politici di ciò di cui l'agricoltura ha bisogno. Lo sviluppo anche della parte del biologico, lo sviluppo dell'agricoltura sostenibile, secondo me sono due cavalli che dobbiamo continuare a cavalcare, perché solo con
far distinguere i nostri prodotti rispetto a quelli degli altri competitor è un elemento vincente trainante per il successo dell'agricoltura. Civiero, buongiorno, presidente della cooperativa Il Faro. Ma cosa sta facendo qua in strada? Non dovrebbe essere in acqua lei? No, stiamo aspettando il camion che arriva con le vongole dall'allevamento che abbiamo in Laguna Nord. E cosa, cioè adesso queste vongole cosa vanno? Vanno direttamente ai ristoranti? No, vanno su un centro di depurazione. Ce le fa vedere? Sì, ecco qua. Ecco, diceva che vanno in un centro di depurazione per che cosa? Che vengono depurate, questo prodotto non può essere venduto direttamente ai ristoranti, ha l'obbligo di andare su un centro di depurazione. Vengono portate al punto di scarico che davanti agli armeni qua sulla zona del Cavallino Tre Porti, viene caricato su questo camion frigo e viene portato su un centro di depurazione, perché abbiamo l'obbligo di portare il prodotto sul centro di depurazione. Senta, io ne approfitto perché una domandina cattiva ce l'ho. E gli abusivi, quelli che vanno a pescare queste vongole, con l'organizzazione delle cooperative, con un'organizzazione legale, si riesce a eliminare l'abusivismo secondo lei? Io penso di sì, però quelli che fanno gli abusivi non fanno neanche parte di cooperative, di solito sono tutta gente che non fa parte di cooperative e vanno di qua di là. Senta, ma l'abusivismo conviene? Per quello che non fa parte, che fa solo quello che va di qua di là, è un altro tipo di pescatore, non fa parte del nostro modo di pensare. Noi abbiamo sempre lottato contro l'abusivismo, noi qua sulla Laguna Nord siamo penso quasi tutti che cercano di anche perché mi diceva prima che non conviene. E non conviene, anche perché se adesso io il prodotto lo vendo a 6,50, uno che lo vende fuori, non so, venderà a 4,50, sì, non ha convenienza. Noi ci fermiamo con i consigli del nostro Adriano Favaretto, poi proseguiremo in questo viaggio con la pesca, parlando di pesca veneta. Alcune puntate fa, vi ricordate, abbiamo trattato le piante da orto messe in vaso. Qui ecco i risultati. Qui ci troviamo di fronte al famoso citriolo che avevamo messo una prima frasca, se ricordate, per chi l'ha visto, e per chi non l'ha visto comunque è cresciuto. Chiaramente, essendo un rampicante, va fatto una struttura di sostegno. E qui ecco il risultato. Andiamo a raccogliere. Io ne ho già raccolto uno, citriolo, eccolo qua. Lo tagliate e questo è buono intanto. Qui abbiamo lo stesso il peperone che sta segnando già. Eccolo il frutto, ho fatto la fioritura. Questa è la melanzana, sta già fiorendo, paletto di sostegno. Qui abbiamo una zucchina, anche di queste ne abbiamo già preso 2. Questa è la terza, guardate che bella. Ed è buonissima, sempre coltivata in vaso. La tiriamo via, come vedete ce ne sono ancora che stanno crescendo. Andiamo sul pomodoro. Vi ricordate? Avevamo messo piante di insalata, ecco, lui sta già fiorendo, però alla base, vi ricordate, abbiamo messo dell'insalata. 2 le abbiamo già mangiate e adesso, eccola qui, tagliate e la cena continua. Altra bella sorpresa, i fagiolini o le tegoline sono già pronte quasi da raccogliere e stanno fiorendo ancora. Non troverete tanta cosa, ma insomma un minestrone, tegoline lesse per casa, la soddisfazione di raccogliere. Certo, se andate a comprarle si trovano più facilmente, non ha bisogno, però la soddisfazione di raccogliere da un vaso, non avendo orti in terrazza, ecco, questi sono i risultati. Basta solo annaffiare, un po' di buona volontà. Buon lavoro e buon appetito. Abbiamo cambiato pontile perché siamo venuti a trovare Sandro Bortoluzzi, pescatore, giovane pescatore. Guardate, quanti anni? 46. Insomma, tra i più giovani fino adesso che abbiamo incontrato. Passione tanta? Sì, da quando avevo 10 anni, 11. Ereditata dal papà? Sì, la famiglia, dal nonno e generazioni di generazioni, insomma. Sì. Senta, ci ha portato qua perché ci vuol far vedere questi mastelli. Perché? Perché questi mastelli sono pieni di rete e non di pesce, perché col problema che non si capisce se dall'acqua o da chissà cosa, da 10 giorni che queste sono rete da palombi, da un centinaio di chili al giorno, da un giorno all'altro 3, 5 pesci, 8 pesci e addirittura già morti, cioè pochissime ore in acqua le reti già morti, non si capisce perché. Abbiamo cambiato
abbiamo provato a Sogliole, lo stesso, 4 km di rete da Sogliole, 6-7 kg di pesce. Diciamo derivato dal maltempo? Secondo me sì, può essere con tutte le piogge che ha fatto a maggio, forse qualche filo d'acqua che è venuto giù dai fiumi, va a capire cosa, e questo ci ha danneggiato molto, anche perché non si vedono proprio i tipi di pesce tipo le orate, le mormore sotto costa che vengono a mangiare sui scogli, non si vede niente di quel pesce là. La presenza forte dell'anticiclone al suolo, associata a un afflusso di aria calda di origine africana in quota, ha avuto come risultato e ha come risultato un aumento forte delle temperature che hanno raggiunto in questi giorni livelli record per il mese di giugno. Ricordo ieri in pianura quasi 40 gradi, è veramente straordinario. Non ci sono fenomeni perché le perturbazioni scorrono lontane, quindi non ci sono infiltrazioni di aria instabile. Un po' di instabilità sui rilievi. Questo sarà in gran parte il tempo della prossima settimana, da domenica, da domani alla prossima settimana, quindi abbiamo cielo in prevalenza sereno, avremo durante il giorno una velatura del cielo, ma dovuta in pianura soprattutto, dovuta certamente a un tasso di umidità molto alto, non certo dal passaggio dei sistemi perturbati. Quindi condizioni di tempo stabili, anche se le temperature finalmente dopo i picchi di questi giorni tenderanno gradualmente a calare, ma si manterranno, ripeto, sia al suolo sia sui rilievi nettamente al di sopra della media. Possiamo parlare massime dai 30 ai 33 gradi, questo da domenica a lunedì. Poi invece in montagna, ecco, i valori rimangono comunque alti, le minime addirittura dai 21-22 fino ai 24 gradi. I venti saranno molto deboli, ecco, quasi inesistenti, un po' di brezza sui mari. A fine settimana, quindi a iniziare tra giovedì, soprattutto venerdì, è previsto un peggioramento dovuto a infiltrazioni di aria instabile. Voi sapete che quando c'è tanto calore, quindi tanta energia sospesa, quando viene attivata questa energia da un impulso di aria relativamente più fredda, quindi con temperatura leggermente più bassa, è così che si crea un mix esplosivo, quindi potremo avere, ripeto, fine prossima settimana, condizioni di instabilità forti, quindi con temporali, con fenomeni temporaleschi localmente anche intensi, quindi dovremo prepararci, poi ci aggiorneremo sulla possibilità di questi eventi abbastanza forti, abbastanza pericolosi tra virgolette. Per finire l'Alto Adriatico generalmente è quasi calmo, poco mosso, anche se localmente potremo avere un moto ondoso che aumenta, nulla più, quindi ancora caldo anche se tende a diminuire. È tutto. E per le conclusioni vediamo un tratto di laguna, ma soprattutto un cantiere. Ci ha portato qui, siamo a Punta Sabbione, ci ha portato qui Antonio Gottardo. Perché ci ha portato qua? Vi ho portato qui perché questo è proprio un cantiere e sarà il cantiere che completerà un lavoro importante di un progetto che è la costruzione della Casa del Pescatore. Cos'è la Casa del Pescatore? La Casa del Pescatore, questo grazie all'amministrazione comunale di Cavallino e del sindaco Onesto, è una struttura che diventerà anche un polo di attrazione, lo speriamo, per i giovani che volessero avvicinarsi al mestiere della pesca professionale. Ecco, ma nell'atto pratico cosa succederà? Cioè, sarebbe una specie di tipo mercato del pesce al pubblico, cioè come deve funzionare? Diventa il polo di valorizzazione della produzione ittica della zona del Cavallino, di Burano e di Venezia, un pezzo importante di storia, di cultura, di saperi e di sapori, un livello di concentrazione del prodotto, una catena del freddo, la possibilità anche di fare somministrazione del prodotto e anche sede delle cooperative della zona. Come deve essere il pescatore di domani proprio per essere attrattivo anche nei confronti dei giovani? Multifunzionale, non deve solamente fare il pescatore, deve fare anche servizi ecosistemici, la tutela del mare e la raccolta dei rifiuti può diventare un'attività importante col decreto Salvamare già citato e che dovrebbe diventare operativo, attività di pescaturismo e di titurismo, sistemi di produzione e anche di innovazione di nuovi prodotti nel mare e in laguna, deve diversificare l'attività. Grazie Antonio Gottardo, adesso noi naturalmente l'ultima parola la lasciamo a Gianni Marini, agli attrezzi agricoli, alle storie, arrivederci alla prossima settimana. Ciao a tutti, un po' vi porto a conoscenza di due attrezzi, uno che è a sporta e un altro il sacco. Intanto vi parlo di asporta, le cose ieri ha fatto, di scartossi,
cartocci quelli del Seturco, di qua intrecciai, fatto una specie di cordolo e veniva fuori questi capolavori. Questo qua l'ho fatto Ado, un mio amico, dentro te che mettevi poi astri, te che mettevi, non so, il fiaschetto per andare a far marina. E adesso vi faccio vedere questo altro attrezzo. Questa è la gramola che serviva per sfiorare a cana quella di canego, per capirsi. Quando facendo questo lavoro qua ti sfibravi e dopo veniva fuori i fili che quei fini serviva per le donne a fiare che facevano i sioi e via. Qui ne siamo più grossi, li faceva, eccolo qua, il sacco. Il sacco. E serviva per tante robe. Te mettevi dentro il formento, te mettevi dentro le panocce, scusate, il sacco era una roba grande e ecologico perché sto qua si sfibrava e non te buttavi, quando te buttavi via dopo si consumavano, che era altre robe, non era come la plastica di un po'. Vi lascio con un proverbio a uno che non ha tanta voglia di mangiare, che per incoraggiarlo te che dicevi sacco vodo non sta in piedi. Ciao a tutti! In collaborazione con Ascotrade, luce e gas, energia dalle nostre mani.